Dal rifugio Fonteghi lungo la Val Noana, risalire la valle stessa e giungere al rifugio Boz e alle Malghe di Neva. Dalle Dolomiti del Primiero in Trentino al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi nel Veneto. Demo. E mi trovo nel Primiero, mi trovo in quest'angolo del Trentino, mi trovo lungo la Val Noana, questa bellissima valle che ora andrò a risalire completamente fino a raggiungere il rifugio Boz. La cosa particolare di questa escursione, di questo cammino, è il fatto che dal Trentino, quindi lungo la Val Noana, dal rifugio Fonteghi, da dove parte questa mia giornata, raggiungere il rifugio Boz vuol dire entrare all'interno del parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, quindi entrare all'interno della regione Veneto, zona di locazione geografica del rifugio Boz lo stesso. Punto di partenza, come avete visto, il rifugio Fonteghi, quindi l'intera Val Noana, per risalire verso le Malghe di Neva, verso i versanti superiori, e poi raggiungere così il rifugio stesso. Andiamo! E due sono le particolarità di questa mia escursione. La prima è che ci sono salito quassù durante le prime fasi della primavera scorsa, quando i versanti maggiori all'altezza delle Malghe stesse erano ancora ricoperti di neve. La mia intenzione era quella di raggiungere proprio il rifugio Boz, ancora chiuso ovviamente quel periodo, e che non ho raggiunto, non sono riuscito a raggiungere per la forte quantità di neve presente. Mi ero ripromesso nel video che vedete nella mia playlist del 2025, mi ero ripromesso di tornarci ed eccomi qui. E l'altra particolarità invece è data dal fatto che il rifugio Boz, siamo al suo penultimo giorno di apertura stagionale. Domani sarà una giornata di chiusura, domenica di metà settembre, dove il rifugio stesso chiuderà definitivamente i propri battenti per poi riaprire in primavera. Ma al penultimo giorno io mantengo la mia promessa di salire sopra questi bellissimi altipiani erbosi che troveremo più avanti e quindi pranzare comodamente al rifugio, e anche per vederlo così per la mia prima volta. E si tratterà di un cammino prevalentemente su strada forestale. Adesso c'è questo primo tratto di strada asfaltata per poi raggiungere l'inizio della strada bianca, quindi la vera strada forestale vera e propria, per risalire quindi verso questi versanti, verso questi boschi. Ancora un po' e verrò illuminato dal mio sole, mattina di metà settembre, bella fresca, come giusto che sia, e così un primo spunto dei primi colori di un autunno che sicuramente almeno quassù non tarderà ad arrivare. Il primo foliage, le prime foglie gialle che prendono il posto delle verdi della lunga estate e che fanno ben capire che stiamo per entrare in una fase di cambiamento, in una fase in cui la natura stessa, ormai da milioni di anni, detta delle regole che noi
umani siamo un po' alla volta, ci siamo così abituati, ma che comunque danno a questi ambienti naturali un fascino e una voglia di viverli, soprattutto in modo molto intenso. Ed è qui all'altezza di questa piccola località boschiva che porta il nome del Vaticano, che non è lo stesso Vaticano che sta a Roma, che termina così la strada asfaltata. Ora inizia da questo punto la strada forestale, la strada bianca, quindi tutto sterrato fino a raggiungere le quote maggiori, gli alpeggi maggiori, dove troveremo le varie malghe del gruppo di Neva e successivamente il rifugio Boz. Ed è un cammino che prosegue sempre dal rifugio Fonteghi, prosegue sempre sul sentiero 727, il 727. Ed ora una piccola nota tecnica: una volta raggiunta la località delle Buse, ci si trova di fronte a questo ampio parcheggio, un parcheggio automobilistico che sulla carta viene descritto come il parcheggio per chi poi vuole proseguire in direzione del rifugio Boz. Dal rifugio Fonteghi sono circa 1,5 chilometri, qualcosina in più di strada, per cui dipende. Io tra andare e tornare sono magari quei 3 chilometri di differenza in meno che potrebbero appunto per molti fare la differenza. Io invece sono partito per la mia voglia di camminare e di rimanere il più possibile all'interno di questi boschi. Ho preferito partire dal Fonteghi stesso, ci si arriva qui in circa mezz'oretta a piedi. Invece per chi magari vuole tagliare un po' il cammino, quei 3 chilometri dicevo di differenza, può arrivare fino qua su in macchina e da qui poi ovviamente si prosegue a piedi. E questa prima parte si snoda, come avete visto, all'interno di questi boschi, quindi la si può benissimo paragonare come una bella camminata, una bella passeggiata molto facile, sebbene dal Fonteghi al rifugio Boz poi si va a calcolare quei 600, poco più 600 metri di dislivello. Ovviamente lo spettacolo maggiore arriverà più tardi, quando raggiungerò gli alpeggi delle varie malghe Neva, dove appunto i boschi lasceranno spazio a queste bellissime distese prative, ma nel frattempo godiamoci anche l'armonia, il silenzio, la pace e la tranquillità di questi boschi. E di tanto in tanto aguzzare ben la vista, perché all'interno di questa foresta si nascondono alcune piccole baite, alcune maghe ovviamente private, per cui da avvicinarsi sempre con il giusto rispetto, perché non è casa nostra. In questo caso non ho visto tabelle di divieto, quindi mi sono permesso di staccarmi leggermente dal sentiero e di avvicinarmi a questo piccolo angolo che guarda veramente verso
ha dei panorami non solo boschivi ma anche rocciosi che sicuramente meritano 5 minuti di attenzione. Ed eccolo finalmente il mio sole, questo sole di settembre, quel classico sole di fine estate, un caldo tepore, un tiepido tepore, diciamo, piacevole, non più quel sole magari e quell'umidità che si percepisce anche all'interno di questi contesti naturali, all'interno di queste quote. Un sole che è un carissimo e piacevole benvenuto per questa giornata, anche se comunque sia il cuore, diciamo, l'ombelico del mondo di questa mia escursione sta un po' più a monte, ma comunque sia è sempre un piacere uscire dai boschi, uscire dall'ombra, per quanto piacevole sia il cammino attraverso questi boschi, ma comunque non c'è niente di paragonabile poi di esporsi a questo sole così meraviglioso. Ed ora uno di quei punti di vista che cambiano completamente la giornata. Come dicevo, se questa prima parte si è incamminata lungo questa forestale attraverso i boschi, ora entro definitivamente in questo bellissimo altipiano erboso all'interno di questo bellissimo alpeggio che raggruppa più a monte le malghe di neva. Ma le malghe di neva le scopriremo più tardi nella fase del rientro. Ora cambio di sentiero, rimanendo ancora per qualche istante verso questo punto panoramico sicuramente suggestivo, per poi proseguire sempre in direzione Nevette, rifugio Bruno Boz, sempre sul sentiero 727, il 727. E fino ad ora, a parte un boscaiolo intento a fare il suo giusto lavoro, all'interno di questo ambiente non ho trovato praticamente anima viva. Sono circa un paio d'orette che cammino praticamente da solo, con le mie soste ovviamente che ogni tanto ci vogliono anche per ammirare questa natura, questi boschi, queste vette rocciose che poi delimitano proprio il confine tra la regione Trentino e la regione Veneto, quindi ancora un po' e lasceremo la località del Primiero, la valle del Primiero, lasceremo il Trentino per entrare così all'interno
del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, entrare all'interno della regione Veneto e arrivare così al rifugio Bruno Boz. Oh yeah! È arrivato all'altezza del ponticello che avete visto nelle immagini precedenti. Ora la strada forestale lascia spazio a questo bellissimo sentiero, si torna nuovamente all'interno dei boschi, ma ancora per poco, perché poi al rifugio mancano circa una ventina di minuti e là spazieremo di tutto lo spazio che vogliamo. Ed eccolo lassù il rifugio Boz, eterno eremita all'interno di questo luogo così meraviglioso. È difficile, come primo impatto è difficile dare subito un giudizio, dare subito le proprie impressioni, perché l'emozione che prende nel momento è sempre forte, è sempre molto, molto particolare, per cui rimango qui un paio di minuti a contemplare soprattutto questo bellissimo panorama che oltre al rifugio guarda anche a queste vette rocciose, a questi frangenti montuosi di pura e bianca roccia di Dolomia. E della sezione CAI di Feltre, a 1718 metri di altitudine, il rifugio Bruno Boz. E il silenzio che si respira quassù, non si sente ma si respira, è un qualcosa di straordinario. C'è una pace che viene interrotta in modo naturale unicamente
dal Rio Neva, leggermente più a valle rispetto a dove mi trovo ora, dal vento, dalle leggere brezze di vento che fanno sicuramente bene e che sicuramente rendono onore a questo luogo, qualche mosca, perché ovviamente essendo zona di pascolo estivo quelle non mancano mai, ma soprattutto questa bellissima panoramica che guarda verso il Sas de Mura, che guarda verso il Monte Neva, che guarda verso questo luogo così straordinario. E dal rifugio Fonteghi, punto di partenza di questa mattina, a raggiungere il rifugio Boz è questione di meno di 3 orette soste comprese, un dislivello di poco più di 600 metri di altitudine per passare dalle Dolomiti del Trentino, dalle Dolomiti del Primiero al Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Il rifugio Boz, come ho detto prima, è all'interno del parco stesso, all'interno della regione Veneto, ed è in località geografica comunale, definiamola così, di Cesio Maggiore. Ah, ok. Ed ora una piccola deviazione di una quindicina di minuti seguendo il sentiero 801 che sale in direzione del Pass de Mura. Infatti è al passo stesso che voglio arrivare, circa una quindicina di minuti, anche meno, dal rifugio stesso, per ammirare così un panorama più ampio delle vette dolomitiche che in questo momento fanno da cornice al rifugio Boz. E dal Pass de Mura il Sas de Mura si presenta così, in questa sua maestosa bellezza di pura roccia di dolomia. E ora inizia la seconda parte di questa mia meravigliosa giornata di settembre, quella seconda parte che vede come protagoniste principali le malghe di neva. Adesso dal passo devo solo rientrare in una decina di minuti nuovamente al rifugio Boz e da lì intraprendere il sentiero appunto che transita all'interno di queste due bellissime malghe, per poi riprendere nuovamente il sentiero, la strada forestale di questa mattina, creando quasi un piccolo anello, diciamo così, per una sua piccola parte, riprendere il cammino in direzione della Val Noana e tornare così al rifugio Fonteghi.
Giungo così nuovamente al rifugio. Una piccola informazione da darvi è che dovete assolutamente prendere nota: il rifugio Boz chiude la sua stagione estiva il 21 di settembre. Ma su indicazioni, informazioni datemi direttamente dal rifugista, per tutto il mese di ottobre, solo le domeniche e solo in caso di bel tempo, il rifugio rimarrà ugualmente aperto per un giorno alla settimana, quindi alla domenica, e questo ribadisco per tutto il mese di ottobre. Ovviamente sempre su consiglio del rifugista, che è stato molto gentile a darmi delle informazioni. È sempre bene comunque fare un colpo di telefono per avere così la garanzia che il rifugio in queste prossime domeniche di ottobre sia così aperto. Ed ora la seconda parte di questa mia meravigliosa giornata, le Malghe di Neva. Ora lascio l'ambiente del rifugio Boz e inizio a camminare su un piacevole sentiero, ovviamente immerso all'interno degli alpeggi delle Malghe stesse, ai piedi del Monte Neva. E la malga si compone di una bellissima stalla per il ricovero degli animali durante la stagione estiva. Ora non c'è più nulla perché abbiamo già oltrepassato la metà di settembre, quindi le mucche, i pascoli stessi sono scesi giù nelle stalle più a valle. Invece la struttura centrale si compone di due parti divise: la parte sinistra dedicata agli alloggi dei pastori durante la stagione, invece la parte destra un piccolo laboratorio dove effettuare proprio a chilometro zero la lavorazione del latte stesso. E purtroppo l'elicottero del soccorso alpino proprio lungo la parete del Sas de Mura, e quando volano così radenti e a una velocità sicuramente molto, molto controllata non è buon segnale. Già da una quarto d'ora circa che rimane fermo proprio all'altezza della vetta del Sas de Mura, e questo ovviamente non è un buon presagio, visto anche la giornata che sicuramente sta portando qua su tanti escursionisti. Adesso sta scendendo in direzione lentamente del rifugio Boz
E purtroppo queste sono cose che capitano, soprattutto quando si cammina e ci si muove all'interno di un contesto così particolare come sono le montagne, come sono le Dolomiti stesse, perché per quanto siano questi dei sentieri molto agevoli e delle belle camminate al di fuori di qualsiasi pericolo, ovviamente quando si comincia a entrare al cuore delle pareti, quindi a sfidare proprio da un certo punto di vista anche la montagna, lì allora non si tratta più di delle semplici camminate, una bella e pacifica escursione, ma diventa un qualcosa che può portare purtroppo a situazioni come quella che si sta creando ora qui proprio all'altezza del rifugio Boz. Ed ora proseguo il mio cammino seguendo sempre questa che ora diviene fino al termine di questa mia giornata, diviene una bellissima strada forestale. Lascio la Malga Neva di mezzo per dirigermi quindi alla seconda malga di questa mia seconda parte di cammino. E qui in Malga di Neva prima una bellissima sorpresa. Sono in compagnia di un paio di fratellini che se ne stanno qui tranquillamente, in pace e lontani dal mondo intero. E il panorama che si ammira da qui in un certo senso raccoglie a sé ciò che mi lascio alle spalle, ciò che è stata la prima parte di questa mia escursione. Mi lascio alle spalle il rifugio Boz, mi lascio alle spalle il Sas de Mura, il Monte Neva, quindi tutti quei versanti sia alpini dediti agli alpeggi come rifugio, come le malghe stesse, ma anche le roccaforti rocciose che hanno fatto da scenario, da cornice sicuramente molto importante in questa mia, vi ripeto, straordinaria giornata, incredibile. È una sorpresa che non si limita solo a questi due meravigliosi muli, ma anche a questi tre bellissimi cavalli dalla bianca, dalla chiara criniera, che si fanno compagnia a vicenda all'interno di questo silenzio, di questa bellissima vallata, di questa pace.
e questa malga si compone di un'unica unità abitativa. Tutte e due le parti sono riservate per i pastori durante l'alpeggio estivo. Da quello che ho visto dalle stanze aperte qui non viene lavorato il latte come nella malga precedente, ma questo è quasi sicuramente un luogo unicamente dedito al pascolo e quindi la struttura stessa è unicamente un alloggio estivo per i pastori in quota. E questa zona al piano superiore potrebbe anche essere adibita a un bivacco invernale. Almeno fino ad ora la malga stessa risulta aperta, quindi non c'è niente sotto chiave, quindi magari potrebbe diventare una perfetta occasione per un bivacco invernale. Ovviamente sacco a pelo e la giusta attrezzatura personale da avere con sé, perché questi materassi e queste lenzuola non è che diano il massimo dell'igiene. E ora è arrivato il momento di rientrare al punto di partenza. Rientro così, lungo la Val Noana, una lunga discesa in direzione del rifugio Fonteghi. Adesso per un breve tratto questa strada forestale fino a giungere a quel bivio dove questa mattina, se ricordate bene, ho lasciato la strada che saliva sulla sinistra in direzione delle Malghe per tenere il sentiero sulla destra in direzione del rifugio Boz. Da quel bivio lì congiungermi praticamente su ciò che abbiamo già visto stamattina, su ciò che è stato il sentiero di salita che mi ha portato al rifugio Boz e a queste due meravigliose Malghe. Bene, fioi, puito. E tiriamo un po' le somme, qualche numeretto di questa giornata. Allora, 1100 metri il rifugio Fonteghi, 1800 metri qualcosa in più per quanto riguarda il punto più alto di questa giornata, cioè il Pass de Mura. Approssimativamente siamo sui poco più 700 metri di dislivello, mentre se invece di salire come così fuori programma al Pass de Mura decidete di fermarvi al rifugio Bruno Boz, sapete che sono all'incirca sui 700 metri, scusatemi, poco più di 600 metri di dislivello, quasi tutta strada forestale come avete potuto vedere.
E poi una volta arrivato al Boz, o al punto dove sono arrivato io del passo stesso, rientrare in direzione del rifugio e poi lungo la bellissima valle che ospita le Maglie di Neva. Si tratta di una bella discesa molto panoramica, come avete potuto vedere, alcune risalite su qualche spalla erbosa, ma niente di più, e poi da Malga Neva prima rientrare nuovamente al rifugio Fonteghi, Rintintin. Si tratta del stesso cammino di questa mattina, quindi una bella e lunga discesa che ora si inoltra all'interno, come stamattina, di questi meravigliosi boschi. Dai boschi, quindi della Val Noana, ai bellissimi alpeggi in alta quota che stanno ai piedi del Monte Neva e del Sas de Mura. Una bella escursione da tenere in considerazione il consiglio che vi ho dato prima per quanto riguarda il rifugio Boz. Ha chiuso ufficialmente il 21 settembre, quando ovviamente vedrete questo video. Però da quello che mi è stato detto dal rifugista, mi è stato ufficializzato, il rifugio rimarrà aperto per tutto il mese di ottobre, unicamente alla domenica, quindi in caso solo di bel tempo, quindi fate ancora in tempo per vivervi l'intero mese di ottobre con un foliage autunnale già in stato di avanzamento, quindi quei colori dell'autunno soprattutto all'interno di questi boschi, per dare così a questa camminata un risalto naturale e di colori soprattutto sicuramente molto particolare. Ovviamente, come comunicato dal rifugio stesso, è bene fare sempre un colpo di telefono per avere la conferma effettiva dell'apertura domenicale, ovviamente solo in caso di bel tempo. Ma comunque sia, è già una bella notizia che questo magnifico rifugio, questo luogo così straordinario come avete potuto vedere, rimanga aperto anche per queste prossime 3-4 domeniche del mese di ottobre, quindi datevi veramente da fare. Ed ora, lasciato definitivamente il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, lasciando quindi la regione Veneto, entro nuovamente all'interno dell'area dolomitica geografica del Primiero, quindi rientro nuovamente in Trentino. Ancora una ventina di minuti per il rifugio Fonteghi e quindi chiudere questa giornata, e ringraziare tutti voi per la vostra continuità e per i messaggi sicuramente molto importanti che ricevo nel realizzare questi miei video, dandovi appuntamento non so dove, ma sicuramente all'interno di questi mondi così particolari, di questa natura così straordinaria. Alla prossima, ciao fioi!